Sani cari veneti, siamo di cominciare il nostro LenguaCast, il tuo primo podcast in lingua veneta, eccetera, dove a poter imparare non solo che il nostro franco parlare, ma anche la storia dei veneti, come che si sta e come che la viene fatta ancora. Per cui chi si deve guardare su YouTube o Instagram, e tocca farvi sapere molto chiaro che vi altri che non si ancora iscritti tramite QR code si buoni da guardare solo l'apertura dei episodi, mia e l'episodio intero. E dunque se te vuoi ascoltare sto podcast tutte le settimane, 3 volte alla settimana, nuovi episodi sempre del lunedì, mercoledì e venerdì, col testo in veneto e anche con traduzione in portoghese. Se te vuoi anche ti far parte del nostro gruppo, ti tocca farti il abbonamento mensile. Basta scansionare il QR code qua su il sito Lengua Mare, ti avrai ad abbonarti mensilmente per ricevere il contenuto. E sto qua, come che avevo detto, è solo l'apertura dell'episodio, ma no il contenuto. Importante sapere anche che il podcast LenguaCast non può essere catato su Spotify, ti tocca far parte della piattaforma privata Lengua Mare. Ripeto, scansiona il QR code e muovete fuori a parlarne, ma anche così possiamo aiutare a fare contenuti di qualità in lingua veneta per tenervi la nostra cultura, perché sennò è impossibile, va bene? No? E adesso sì, in questo episodio parleremo sulla storia del dose agnello, che lui e il suo governo ise sinonimi della prima zeca veneta. Vuol dire che quei chi ha fatto il abbonamento mensile perché ise drio conoscere la storia di tutti i dosi di Venezia orsù, la storia dei veneti. E così che dico ciao a quei chi mi guarda su YouTube o Instagram, e adesso va a catarme qui iscritti al podcast per settare a fare l'episodio colori parlando del dose agnello e il Serenissimo Principe e tutte le gran robe che il ha fatto col Serenissimo Governo.